L'intelligenza artificiale è al servizio del paziente nella diagnosi e nei percorsi di cura, ad esempio nella neuroriabilitazione e nella telemedicina. Lo si sta sperimentando con successo all'ospedale San Camillo, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico degli Alberoni al Lido di Venezia. L'ospedale è guidato dalle suore Mantegate di Pistoia, con l'amministratore delegato Mario Bassano e il direttore scientifico Pier Franco Conte. La sanità italiana è attesa nei prossimi mesi da una sorta di rivoluzione copernicana. Si pensi ad esempio a tutto il settore della digitalizzazione dei dati. Il vice direttore scientifico Giorgio Arcara spiega. Come l'intelligenza artificiale aiuta la neuroriabilitazione? Nell'aiutarci nel identificare traiettorie del paziente. Raccogliamo una grande quantità di dati sul paziente e tramite questi sistemi possiamo predire, per esempio, come recupererà in quanto tempo, o ottenere informazioni che ci potrebbero aiutare a scegliere, per esempio, il percorso riabilitativo più appropriato. La tecnologia però non sostituisce il professionista, il contatto umano, semmai supporta questo percorso. Tutti questi sistemi di intelligenza artificiale hanno il ruolo di un supporto a quella che è inevitabilmente il ruolo centrale del clinico, sia esso medico o terapista. Ma che cos'è l'intelligenza artificiale applicata in campo medico? È possibile definirla come l'abilità di un computer o di una macchina di effettuare dei compiti in maniera intelligente, simile all'uomo, da cui il nome intelligenza artificiale.